C'est la vie. And when you're down, you will be high again, you see. Everything will turn out fine, 'cause c'est la vie. And in the end, the bottom line is c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. Benvenuta a Roberta Bruzzone. Grazie dell'invito. Grazie, non c'è bisogno di tante presentazioni. Sei, lo posso dire, la criminologa più famosa d'Italia. Direi proprio di sì. Direi proprio di sì, ma soprattutto quello che colpisce è la tua passione, la tua professionalità, la tua competenza e il mettere a servizio tutte le tue conoscenze sempre, e anche in TV sei apprezzata per questo. Sì, credo che ormai, insomma, sono tanti anni che lo faccio questo lavoro e anche tanti anni che vado in TV a parlare del mio lavoro. Per cui credo che, insomma, il pubblico si sia affezionato a me principalmente perché mi ritiene credibile, forse non particolarmente simpatica, però penso che mi sia stato riconosciuto che so di cosa parlo. Ma forse solo per alcuni, poi Vabbè, vediamo. non ho mai ricercato il consenso nella mia vita, non lo faccio mai, cerco di dire le cose come stanno e credo che questo la gente l'abbia capito. E lo apprezza molto, lo devo dire, si vede come polso anche dai social. Hai veramente un seguito sì, importante. Diciamo, il rapporto tra hater e fan è decisamente favorevole a quello dei fan, quindi, insomma, ho qualche hater particolarmente affezionato che, insomma, non mi molla neanche a morire, però è tutta gente che, insomma, forse in qualche modo ho anche contribuito a riempirgli l'esistenza, perché diversamente forse non avrebbero qualcosa a cui pensare. È curioso anche sotto il profilo psicologico. Sì, mi sono affezionato pure io in una certa misura, insomma. Chi è Roberta Bruzzone? Roberta Bruzzone è una persona molto trasparente, sono quello che si vede, non c'è maschera, nel bene e nel male sono quello che si vede, quindi sono una persona che difficilmente collochi in maniera neutrale, o ti piaccio e quindi magari mi stimi e per te e permetti lanceresti nel fuoco, oppure non mi sopporti al primo sguardo. Insomma, sono una persona che non ama recitare e chiaramente non amo neanche chi recita, quindi come tutti quelli che hanno un brutto carattere, credo che sia... Hanno un carattere. No, forse. esatto, credo che sia in qualche modo un requisito indispensabile, forse ineliminabile, di chi ha carattere, cioè a qualcuno piacerai e a qualcun altro no, e in qualche modo devi fartene una ragione. Io me la sono fatta ampiamente già durante la prima infanzia, quindi, insomma, oggi direi difficilmente... Questa è una frase che ricorre però, sì, dottoressa? Sì. C'è una frase carina che ho postato anche recentemente, cioè mi hanno sempre detto che ho un brutto carattere e solitamente chi me lo dice sono quelli senza carattere. Beh, allora... La moto. Ma quella è la mia seconda pelle, fondamentalmente. Qualcosa a cui non riuscirei a pensare di poter rinunciare. Qualcosa che spero di poter fare fino all'ultimo giorno della mia vita, insomma. Cioè, perché è qualcosa che mi mancherebbe da impazzire. Che emozioni le dà? Ma mi spegne la testa, mi fa veramente un effetto terapeutico, cioè mi porta su un'altra dimensione in cui conta la strada, quanto apri il gas, la curva, come la imposti, e tutto il resto svanisce. E il mio lavoro che, insomma, ti porta parecchi bagagli, no? Di cose non belle, insomma, quotidiane, che vedi, che analizzi, che sei costretto in qualche modo a ricostruire. È chiaro che la moto è l'unica terapia che come che funziona. Bella moto che ha. Sì, sì. Un Harley Davidson. Adesso un Harley Davidson, però completamente modificata, è fatta su misura, è un prototipo, un esemplare unico, un po' come me, insomma. L'amore, sono felicissimamente sposata con quello che ritengo essere finalmente l'amore vero della mia vita. Dopo, diciamo, ho fatto anch'io qualche prova per errore. Però, insomma, ormai sono 5 anni che sono in questa relazione, siamo sposati 2 anni fa e trovo tutto quello che stavo cercando e che precedenti relazioni non hanno mai saputo neanche avvicinare. Gelosie e litigi? Siamo tutte e due persone, forse più che gelose, possessive, nel senso che chiaramente io tengo molto a questo rapporto e mio marito altrettanto, e non c'è spazio neanche per il sospetto o per il pensiero che qualcun altro possa in qualche modo arrivare a perturbare questo equilibrio che abbiamo, e questa unione, questa sinergia. Quindi siamo tutte e due molto attenti all'altro. Però indubbiamente questo è anche un aspetto passionale, insomma, che credo sia importante anche mantenere negli anni, insomma. Senza esagerare, perché entrambi facciamo vite comunque complesse. Io a livello professionale sono sempre fuori,
incontro tantissime persone, faccio tantissime attività. E come essendo fate a personaggio pubblico. coadiuvare la vostra Ma lui quando voglia poi di viene, stare- viene con me, quindi insomma facciamo parecchie cose insieme, ma in effetti è lui che più si sacrifica per me che non il contrario, perché Immagino. abbiamo due vite un po' diverse. Quindi per trovarci anche cerchiamo anche di creare delle occasioni anche durante i miei impegni e i miei spostamenti. E poi ci ritagliamo comunque degli spazi che sono soltanto nostri. L'estate è un po' più facile perché alcune attività mie si fermano, quantomeno sono meno intense rispetto al periodo, diciamo, al resto dell'anno, e quindi durante l'estate solitamente ci regaliamo lunghi viaggi in moto in giro per il mondo. Lei è un'accademia e permette a tanti giovani di avvicinarsi al mondo, Sì. al suo mondo. Ma più che altro gli spiego esattamente qual è questo mondo, perché questo è il mio settore, l'ambito della criminologia e delle scienze forensi è popolato da soggetti un po' particolari, insomma, no? E quindi credo che sia anche molto importante per i ragazzi avere un'idea precisa di cosa vuol dire fare questo tipo di lavoro e collocare bene quella che è la competenza criminologica. La criminologia non è una professione, è una competenza specialistica che è associata a determinate professioni. Quindi è credo doveroso che i ragazzi abbiano informazioni precise se vogliono avvicinarsi a questo settore, ben venga, però devono avere chiaro qual è il percorso, perché diversamente possono cadere preda di gente veramente improbabile che purtroppo in circolazione c'è da parecchio tempo. E quindi insomma possono, perché molti mi chiedono, dice, mi piace tantissimo la dottoressa Bruzzone, come facciamo? Insomma, l'accademia c'è. Sì, c'è questa mia accademia che si chiama CSI Academy, e poi l'Accademia Internazionale delle Scienze Forensi, di cui io sono presidente, e facciamo attività formativa ormai da più di 10 anni, direi con standard d'eccellenza. Abbiamo riconoscimenti sia da parte dei vari atenei italiani che dai vari ordini professionali, e devo dire che abbiamo avuto grosse soddisfazioni anche con ragazzi che sono venuti fuori da lì ottimi professionisti. La scena del crimine che l'ha più suggestionata, colpita? È difficile fare una classifica perché sono tutte a loro modo complesse, però indubbiamente come complessità, numero di omicidi contemporanei e livello di compromissione della scena, sicuramente la strage di Elma, che sappiamo insomma che in questo momento è tornata ampiamente in auge, ma sono insomma 10 anni la sua che, idea, che io vado idea. affermando esattamente quello che sta emergendo adesso, solo che sono arrivata un po' prima, insomma, come spesso accade. Però adesso mi fa piacere che ci sia questo interesse mediatico, che stiano emergendo aspetti molto controversi di questa vicenda. Naturalmente io continuo a essere consulente dei due coniugi per la difesa, e io ho un ruolo di tipo tecnico, quindi non sono entrata in questa bagarre mediatica perché non mi interessa. Mi fa piacere che comunque sia anche se 10 anni dopo, insomma, quello che affermai all'epoca e che venni presa quasi come una visionaria, invece adesso è diventato qualcosa di decisamente più digeribile anche per l'opinione pubblica. Noi stiamo cercando in tutti i modi di avere un'occasione di riaprire il caso, ma è molto duro. Perché innocenti, se posso chiedergli? Ma io mi sono occupata della scena del crimine, quindi di ricostruire quello che è avvenuto sulla scena in base alle tracce. Io posso dirvi, in base a quelle che sono state le dichiarazioni rese a più riprese dai due e con anche discrasie importanti, e quello che ci racconta la scena, sono proprio due storie completamente diverse. Questo è un aspetto, a mio modo di vedere, centrale per sostenere che queste due persone su quella scena non c'erano, perché diversamente non avrebbero mai potuto commettere così tanti errori nel riferire quello che è accaduto. Qualche secondo e torniamo subito. Abbiamo parlato di lavoro, ma lo lasciamo un attimo da parte. Cosa ama fare oltre la moto? Beh, non è che mi rimanga molto tempo tra il lavoro e la moto, devo dire, il grosso della mia vita si esaurisce, diciamo, abbastanza. Resta giusto il tempo per dormire qualche ora, perché quella bisogna dedicarla al sonno, diversamente si rischia. Si alza presto la mattina? Sì, abbastanza presto, intorno alle 7, 7 e mezza al massimo. A volte volte anche molto prima. Dipende un po' quello che la giornata impone e propone. Poi io sono una di quelle che, se deve chiudere un caso importante, per me è molto importante lavorare le prime ore del mattino.
in quel Perché momento la sente resa più massima lucida. proprio a livello cognitivo e di resa anche dal punto di vista del lavoro. Quindi quando sono sotto, come spesso accade, casi complessi, mi alzo molto presto, perché quella fase lì è quella in cui riesco a lavorare meglio. In più non ricevo telefonate fino alle 9, quindi ho un dice, 3 ore buone di sono lavoro in serio, pace. insomma, esatto. Sono in pace. Quanto dedica al suo aspetto è una bellissima donna. Quanto No, mi tempo dedico dedica? del tempo, cerco di fare sport cioè, regolarmente, almeno 4 volte a settimana, corro, Ah, ecco. correre, quindi riesco a farlo anche riesce anche a correre in maniera, sì, ho scelto questa attività perché riesco a organizzarmi in maniera più autonoma e si concilia meglio con i miei tempi, perché tante volte il lavoro ti porta magari a organizzarti la giornata in maniera diversa da quella che avevi previsto, quindi così facendo riesco a essere continua in questa attività e poi chiaramente insomma cerco di curare anche insomma la persona anche sotto il profilo chiaramente estetico, quindi mi concedo chiaramente non è di trattamenti, quelle che massaggi dicono ma quando io non posso. ci penso No, ci invece penso no, il giusto, però è senza, giusto. senza fanatismi. Però piatto ci preferito? tengo a arrivare in Il suo forma piatto più preferito? avanti possibile, insomma. Anche se, perché se no non riesco ad andare in moto, quindi devo allenarmi per forza. deve essere così Devo leggera per forza allenarmi. il suo piatto preferito però ce l'ha? Piatto preferito, piatto preferito. Ma Ce non lo ricordo. le lasagne al pesto oppure la parmigiana? Vedi, però No, io- sempre di carattere. Sì, non è che esagero Ogni col tanto cibo, si concede. però quando posso mi concedo qualche piccolo sfizio, insomma. Io non ci sto più. Che cosa significa? Io non ci sto più è un po' una frase simbolo che ho scelto come titolo del mio ultimo libro, che è dedicato proprio a come smascherare, come individuare i manipolatori affettivi in tutti i vari segmenti della vita, quindi quello affettivo, la coppia, la famiglia, l'ambito lavorativo, l'ambito delle amicizie, quindi non è un libro dedicato soltanto alle donne, ma è un libro dedicato a smascherare i manipolatori, ovunque si nascondano. Ah, ce ne sono così tanti? Sì, sono tantissimi. Purtroppo i tratti di matrice manipolatoria, soprattutto in quest'epoca, sono esplosi in maniera davvero preoccupante e riguardano un po' tutte le fasi e le fasce della vita e riguardano anche tutti gli ambiti socioculturali, quindi da quelli apparentemente meno evoluti a quelli invece più privilegiati. Quindi è una problematica che io ho affrontato molto spesso anche in ambito giudiziario, no? Mi sono confrontata spesso con soggetti di questo tipo che sono arrivati a commettere cose veramente atroci e quindi ho deciso di raccontare un po' questa esperienza di quasi 20 anni sulla scena del crimine, ad affrontare soggetti del genere, per mettere a fattor comune competenze fruibili, quindi legate all'osservazione, che possono essere spese e utilizzate da chiunque. Per aiutare. Ed è un libro che mi sta dando enormi soddisfazioni perché è vendutissimo, Lo sta presentando dappertutto. richiestissimo. Sì, anche più di, a molte volte ho dovuto dire di no perché non si concilia con altri impegni che ho. Però devo dire che è un libro che mi sta dando veramente enormi soddisfazioni, mi scrive tantissima gente che l'ha letto per ringraziarmi, per alcuni che dicono proprio che hanno trovato lo spunto finalmente definitivo, decisivo per fare un passo Quindi fuori da è un libro che relazioni va tossiche. oltre il testo. Sì, è un libro che va oltre il testo. Credo che anche di questo sia stata apprezzata in qualche modo l'onestà intellettuale. Io dico le cose come stanno, quindi non è un libro morbido, un po' nello stile insomma di chi l'ha scritto. È un libro molto chiaro su cosa fare, su cosa non fare, su che cosa osservare. Credo che sia un libro che resterà abbastanza attuale anche per parecchio tempo, perché credo di aver colto degli aspetti che sono centrali in questo tipo di problematiche, quindi è un libro che continuerà secondo me a riscuotere successo e consenso anche tra molti anni. Chi prova invidia e gelosia che faccia? Ma quella un po' di chiunque fondamentalmente. La gelosia e l'invidia sono due sentimenti profondamente umani, insomma, la nostra specie li prova in maniera sostanzialmente continua e molto dipende però dall'intensità di questa invidia e dal quanto sia sana, nel senso che l'invidia può anche essere positiva. Se certo. Io invidio una persona perché ha raggiunto degli obiettivi che vorrei raggiungere anche io, l'invidia può anche essere uno stimolo, no? Una spinta essere per, come esempio, certo. per comunque impegnarsi maggiormente, quindi ben venga quella forma di invidia. L'aspetto preoccupante è quell'invidia distruttiva che vuole distruggere tutti coloro che hanno qualità che magari non si possiedono. Ecco, questo è il tipo di invidia che ai noi è quella maggiormente diffusa e può albergare veramente in chiunque. Chiudiamo solamente con le caratteristiche di una coppia sana, secondo lei quali sono? Ma una coppia sana è una coppia profondamente equilibrata, nel senso che è simmetrica, ci sono due persone autonome che si incontrano e si scelgono e continuano a scegliersi nel quotidiano perché entrambe chiaramente hanno un maggior benessere a stare insieme, no? Ma non dipendono l'una dall'altra. Ecco, credo che per parlare di coppie sane bisogna parlare innanzitutto di coppie dove ci sono due soggetti maturi che si incontrano a metà strada
e che riescono a impostare la relazione in maniera comunque equilibrata. Ogni volta che c'è controllo, possesso, dipendenza, anche quindi la controparte in qualche modo di questi primi due aspetti, la possibilità che la coppia derivi in qualcosa di malevolo purtroppo è molto elevata. Dottoressa Bruzzone, grazie. Grazie a voi. C'est la vie, and when you feel